Buon pomeriggio signori e signori, io sono Lord Pears, benvenuti in un'altra puntata su Ron 2 Total War. Una puntata che parte con uno scontro per la difesa della città di Sinope che abbiamo appena conquistato in Asia Minore, dove avremo da una parte i legionari della decima africana, sicuramente non in una condizione ottimale per combattere, e degli sparuti cittadini che si sono uniti ai romani per difendere la città contro un generale molto stellato. Questo è Zefiro, mentre invece dalla parte romana abbiamo Appio Fundano D'Ursuo. E ragazzi, abbiamo i compagni del Cerbero per quanto riguarda i nostri nemici, che sono veramente agguerriti, sono tosti, hanno esperienza, parecchia esperienza. Come unità di terra sono molto messi bene come fanteria, devo dire, e anche come cavalleria. E dall'altro lato abbiamo Eretteo, che è il principe di Pergamo, il re di Pergamo in realtà, che guida gli dei della guerra, e come potete vedere è un bel problema. È un bel problema perché sono pesantemente armati, hanno anche un polyboss greco, quindi ragazzi sarà veramente dura resistere per la legione decima africana, ma noi giocheremo per, come sempre, per dare del filo da torcere al nostro avversario. Ok, allora, ci vediamo fra 2 secondi per voi. Ed eccoci qui signori, siamo tornati, siamo della visuale del nostro nemico, che presenta delle truppe veramente tanta roba ragazzi, perché adesso le andiamo a visionare giusto per, ma guardate, cioè ragazzi, guardate che belle, al di là di quello, però sono tante come potete vedere. E sono anche parecchio pericolose perché hanno comunque tanta esperienza e insomma sono decisi a vendicarsi di tutti i torti subiti e per reclamare la loro libertà non vogliono entrare nella Repubblica Romana. Però ragazzi, come vedete, la questione è tosta. Mentre guardiamo un attimo la difesa della città, allora partiamo dal lato più a est. Abbiamo tutta la cavalleria qua fuori, ne ho veramente tanta e questo sarà il mio asso vincente, sperando di riuscire a utilizzarla in maniera corretta. Qui abbiamo proprio tutte le unità di cavalleria, compreso il generale che sta qui in questo angolo, e proveremo a usare la nostra forza motrice. Poi qui abbiamo un primo blocco, diciamo a nord-est della città, un primo blocco di romani che però sono messi abbastanza male, rinforzati un po' dal tiro, ma insomma niente di che, e una piccola difesa. Qui la difesa l'ho messa dietro perché bloccherà il passaggio per evitare l'aggiramento, se riusciamo. L'altro blocco invece sta a nord, eccolo qui, è il blocco con le unità più, diciamo, con meno perdite, ecco, però non sono grandi unità, nel senso che sono i romani legionari di base, quindi quelli con un certo grado di esperienza, ma neanche troppa, e dietro gli ho messo un tiro praticamente inesistente. Questi però in realtà saranno molto importanti perché qui davanti ho messo le cave di zolfo, e quindi se riesco darò fuoco alle cave di zolfo proprio con quegli arcieri che presentano il fuoco, il tiro infuocato. Qui ho messo rallentamenti, qui ci sono gli spuntoni per la cavalleria, insomma questa zona qui di trappole ne ha sufficienza nonostante il numero di uomini basso. In quest'altra entrata abbiamo la nostra migliore legione, quelli più forti veterani, come vedete c'è anche questo bellissimo personaggio con il leone in testa come copricapo, spettacolare, il portaquila. Il problema è che questi sono molto pochi, dovrebbero essere forse più del triplo, e invece siamo messi male, però abbiamo dietro tanto tiro, abbiamo dei cittadini con le picche che possono comunque un minimo rallentare il nemico. Boh, speriamo bene. E poi nella parte ovest verso il mare, quindi la parte più a sud, guardando i nemici in faccia, abbiamo messo delle barricate per evitare l'aggiramento medesimo che abbiamo in questa situazione qui. Poi ragazzi, come va, perché non sarà una facile battaglia. Vediamo loro in che direzione, se verranno di qui o verranno da questo frangente, e vediamo poi soprattutto i loro
rinforzi da dove arrivano. Però ragazzi, io quello che posso fare l'ho fatto. Chiudete gli elmi sulle vostre teste perché adesso iniziamo la battaglia. Andiamo. Allora, portiamo fuori subito la cavalleria e cerchiamo di intercettare almeno la loro con le lance, con quello che abbiamo a disposizione. Ecco, i nemici stanno uscendo, ancora non li vediamo. Vado a togliere questo, sì, eccoli qua, ok. Bene e male allo stesso tempo. La cavalleria avversaria ci viene incontro, quindi andiamo subito a dargli una lezione. Portiamo un po' tutti, sì. Allora, mettiamoci da questo lato. Non so perché la mia cavalleria si sia fermata. Dovete avanzare, ragazzi. Ok, sembra che vogliano venirci incontro e noi adesso gli spariamo un bel po' di frecce prima di caricarli. Ok, perfetto. Bah, non mi ha fatto nessun danno. Ok, facciamo un po' di danno qui. Andiamo direttamente con le spade a prendere questi arcieri. E qua ci penserà la mia supremazia. Qui arrivano delle unità. Io onestamente diamogli il tiro infuocato, ma non so se gli farà tanto danno. Adesso vediamo. Ragazzi, tirate. Forza. Forza. Andiamo. Dovrebbero prendere fuoco. Tipo questa forse ha preso fuoco. No. Ragazzi. Forza. Bruciate. Non bruciano. Ok, qui stiamo andando al corpo a corpo. Però non con i pezzi che voglio, con quali voglio andare a corpo io. Allontaniamoci adesso. Qui la cavalleria è ancora sotto combattimento. Ok, ci spostiamo. Non posso perdere la cavalleria. Qui devo chiudere però le mie unità. Non l'ho fatto, maledizione. Non sono riuscito a dare fuoco. Sì, ok, qualcosa sì, ma adesso diamo fuoco a queste. Ma vabbè, non mi sembra facciano particolari danni. Differenza della nostra cavalleria che comunque qualche tiro lo fa. Ok. Dai, buttiamo dentro anche i nostri perché adesso... Ok, perfetto. Dai, facciamoli scappare. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Usciamo via subito con tutta la cavalleria. Andiamo a centrare questi. Non fermatevi, ragazzi, forza. Vediamo gli altri dove stanno andando. Ok, benissimo. Tornate indietro su questi. Forza. Ok, cerchiamo di fare più danno possibile. Perfetto. Ok, ok, ottimo. Allontaniamoci. Allontaniamoci. Ok, qui un altro gruppo di arcieri preso. Ok, perfetto. Ottimo. Stiamo facendo un bel po' di danni. Qui ce n'è un altro gruppo di arcieri, ma... Ok, perfetto. Ci spostiamo via da queste lance. Qui zona pericolosa, attenzione perché è zona pericolosa. Bene, stanno cadendo nelle mie trappole. Qua non so se sì, hanno incendiato qualcosa, ma poca roba. Ok, attenti ragazzi. La cavalleria sta un po' andando a quel paese. Vabbè. Dai, usciamo da qua. Usciamoci da questo impiccio. Continuano a tirarci addosso. Magari il generale va a supportarli dal punto di vista del morale. Perfetto. Hanno già finito il tiro. No, ce n'hanno ancora a disposizione. Dai, tirate. Per ora gli altri stanno lì. Ok. Chiudiamoci. Ok, stanno arrivando anche da questo lato. Lasciamoli arrivare.
Ok, no, ragazzoni. Ma tu perché continui a caricare senza ragion d'essere? Ok, dai. Perché non vedo il segnalino? Vorrei che fosse un bug sta roba. Qua, dai, tirate qua. Dai, tirate. Ah, non gli togliamo niente praticamente. Andiamo via da qua. Andiamo via. Ok. Stiamo in posizione, cerchiamo di contenere i loro attacchi. Non possiamo fare molto d'altronde. Vediamo se riesco a prendere. Tipo questi sì. Questi sì. Allora facciamo il giro da quest'altro lato. Voi attenti. Spostiamoci. Qui c'è il generale che sarebbe da andare a prendere, però è un po' difficile. Ok. Ok, questi sono ben difesi. Non è facile, ragazzi, non è facile. Chiudiamoci. Perfetto. Perfetto. Ok. Eccoli qui. Andiamo a prenderli. Ok. Attenzione. Cosa fanno questi arcieri? Vengono corpo a corpo? Pazzi. Mamma mia. Li abbiamo disintegrati. Li abbiamo disintegrati. Non so perché hanno fatto questa cosa. Ubriachi forse, non lo so. Ok, qui intanto saliamo di livello, però ragazzi, non siamo messi benissimo, Dai, pushate un po', va. Fatemi vedere cosa siete in grado di fare. Corti. Forza. Bene, ci siamo fatti anche questi arcieri. Questi anche, ottimo. Quindi loro adesso non hanno più arcieri. Ottimo. Allora qui devo lasciar lavorare la fanteria. Dai ragazzi, però, madonna, cosa ci vuole farli fuori quelli? Dovrei venire qua forse con la cavalleria, solo che ci sono gli spuntoni. Come ha fatto loro a passare? Maledetti. Vabbè, teniamoli a bada. Buttiamo dentro questi, va. Voi avete tirato? Sì. Allora andiamo dentro anche con loro. Non è che c'è molto da fare. Andiamocene via da qui, prima che arrivino i nostri nemici. Ok, qui c'è sempre il solito scontro. Ok, qui mi sembra che se ne siano andati, mi sembra. Sì, eccoli qui. Allora andiamo a intercettarli con la cavalleria prima che si riprendano. Ok, voi rimanete sempre compatti, signori. Ok, perfetto, bravissimi. Tiro non ne ha più disposizione. Ok, scontro, attenzione con la falange. Ne cerchiamo di spingere e va bene così. Qui se c'è qualcuno che cede lo andiamo a vedere. Questi continuano a tirare. Frecce infuocate, basta. Tirate un po' su questi, dai. Ok, qui stiamo intercettando. Bene, voi venite. Dove vi faccio venire? Che ho paura che qua si impalate male. Impalate male. No, lasciamoli qua così per ora. Dai ragazzi, forza, fate fuori questi. Forza. Allora, voi mi mettete qua. Tanto recuperano un po' le forze. Ho ancora la cavalleria pesante abbastanza messa abbastanza bene dal punto di vista di vita. Abbastanza. Qua siamo ancora in combattimento. Ok. Voi fermi, riposatevi. Guarda qua, questi sono da far fuori. Allora non vi riposate più. Andiamo un po' avanti con il tempo. Non è che c'è molto da fare di base. Questi cosa sono? Ah, è la cavalleria. Seguiteli. Ok, loro sono. Pensano di potermi prendere, ma non hanno capito una mazza. Dai. Qua che mi preoccupa. Ma per ora reggono.
Ok, dai ragazzi, inseguite sta cavalleria. Fatela scappare. Qui ci sono altre lance. Allora andiamogli dietro. Dai, i miei sono gialli. Vediamo questi cosa fanno. Si girano nella mia direzione. Allora, portiamone 2 di qua. Ah. Ok, mettiamoci qui. Ok, loro puntano al generale. Noi ci giriamo. Insomma, non è una bellissima situazione. Non è una bellissima situazione. Vediamo questi da che lato si girano. Ok, vanno di qua. Allora, adesso vediamo dove vanno. Attenzione. Ok, vanno di qua. Allora, teniamoli da esca. Si sono girati, ci fermiamo e li colpiamo con questi. Ok, ottimo. Ottimo, ottimo. Vai. Generale non c'ha qualche cosa tipo ispira gruppo, ma... ispira. Ci voleva qualcosa tipo che ne riducesse il morale, però vabbè. Vediamo se riesco a colpirli anche. Oh, perfetto, lampeggiano. Perfetto, perfetto, perfetto. Andiamo, colpo. Oh, bianchi, perfetto, scappano. Ottimo, ottimo, ottimo. Ce li siamo pappati. Ottimo. E questi sono delle lance che erano veramente delle rotture di scatole. Allora potremmo andare a aiutare questi, anche perché sì, direi che non sono messi bene. Tiriamo qui le lance a questo punto. Andiamo a caricare loro. Qui voi fermatevi. Allora, no, non mi conviene avanzare da qui. Non mi conviene per niente. Buttiamo dentro questi. Dobbiamo dargli comunque una mano. Qui carica dal dietro, vediamo. Sì, una carica da schifo, però vabbè. Dai ragazzi, attaccateli. Ok, perfetto. Perfetto, sono instabili. Ottimo. Anche i nostri lampeggiano, ma ci sta. Dai, dai, dai. Dai ragazzi, non potete lampeggiare ancora. Dai, dai, dai. Forza. No, ragazzi, non continuate a lampeggiare. No. Niente. Ci hanno lasciato. Però è la via giusta questa. È la via giusta. È la via giusta. Dai, dai, dai. Forza. Attenti qua, Fate cavolate. Dai, devo liberare queste truppe. Siamo dentro qui con queste. Forza. Questi invece li portiamo di qui. Perché qua non sono messi proprio benissimo. Anzi, per niente. Dai, forza ragazzi. Qui hanno sfondato. Porca miseria, qui hanno sfondato. Allora, mettiamo questi di qui. Piccola difesa. Piccolissimo. Dai, adesso però basta, Fateli fuori. Ok, ok. Sono implosi. Ottimo. Portiamo questi da questo lato. Forza. E anche questi. Ok, questi hanno finito il tiro. Li portiamo anche loro da questo lato. Li faremo combattere. Non abbiamo altra possibilità. Ok. Cavalleria qua.
Sperando che non si accorgano di poter fare il giro. Questi poracci. Sacrificati. Sacrificati. Porca miseria. Allora prendiamo tutte le nostre cavallerie. Ok, li mettiamo a cuneo volante. E tiriamo su questi. Forza. Forza ragazzi. Fatemi sognare. Fateci sognare. Fateci sognare. Dai ragazzi, forza. Forza, 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 forza. Non centrate i nostri, per favore. Ok, è più o meno. Ok, dai. Un po' di scontro c'è stato. Ovviamente i nostri sono presi malissimo, ovviamente. Però, d'altronde. No, posso aiutarli, posso aiutarli. Gli do anche secondo fiato. Dai, tutti i bonus che possiamo. Forza, forza, tutti i bonus che possiamo. Ok, qui intanto stiamo organizzando. No, cavoli. No, 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 porca miseria. Porca miseria. C'è ancora una cavalleria loro. Oddio, quante cavallerie. No. Le avevano tenute da parte. Infami maledetti, le avevano tenute da parte. Torniamo indietro di qua. Di qui andiamo avanti. Cerchiamo di fare più danno possibile. Dai, 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 dai. Maledizione. Ok. Generale fuori adesso però. Generale fuori. Forza ragazzi. Ok. Qui ci sono ancora scontri. Dobbiamo vincere questi scontri qua. Dobbiamo vincerli. Non siamo in pochi, però. Dove cacchio le tenevano le cavallerie? Fami maledetti. Cavoli. Cavallerie stanno iniziando a patire. Stanno iniziando a patire. Ritiriamoci. Ritiriamoci. Facciamo di venire a questo punto. E poi ricaricheremo. Sono collassati anche qua. Sono collassati. Ragazzi, non ce la facciamo a vincere. Non ce la facciamo. La decima africana è sconfitta, signori. La decima africana è sconfitta. Forza ragazzi. Non mollate. Il centro città ce l'abbiamo. Non mollate. Cuneo. E addosso contro il generale nemico. Anzi, non è il generale. Sì, è il generale, scusate. Contro il generale nemico. Forza. Forza, a testa bassa. Forza. Forza. Ok, ok, ok. Wow. Wow, wow, wow. È infame che si è messo dietro. È infame, vabbè. Eroico, ma non scemo, il generale nemico. Ok. Torniamo indietro. Stanno collassando tutti i lati. Forza, forza ragazzi. Forza. Andiamo da qui, proviamo. Proviamo un attacco a questo punto. Madonna, ma non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai. Ecco, sono collassati anche questi. Niente ragazzi, è una sconfitta questa. È una sconfitta. La guerra. La guerra ci ha distrutto ragazzi. La guerra. La Lega contro di noi ci ha massacrato. E adesso perdiamo la decima africana, signori. Una delle legioni più potenti storiche di questo gameplay. Non c'è molto da fare. Non c'è molto da fare. Giratevi, caricate questi.
Vai, tutto quello che abbiamo. Mamma mia, ma quanto sono forti. Qui abbiamo qualcosa di scosso, ma era impossibile vincere, ragazzi, questa. Andiamo avanti, ma ormai Roma è andata. Conquistato anche il centro cittadino. Sì. Ma i legionari della decima non mollano. Decima africana, non mollano. Non mollano. La battaglia è andata così, ragazzi. È andata così. Terminiamola. Abbiamo avuto 1085 perdite con 1700 uccisioni. Loro hanno avuto un bel po' di perdite, però poco da fare, signori. E così muore la decima, signori. Una nobile fine. Ebbene sì, signori. Ebbene sì. Tristezza. Tristezza per Roma, signori. E loro non hanno perso grandi unità. Sì, hanno perso tanti uomini, ma sono rimasti in piedi. Maledetti loro. Maledetto Eretteo. Maledetto Eretteo, mi ricorderò di te. Basileo. Ci lasciano la città? No, se la prendono. Hanno creato una satrapia. Attenzione, Rodi, passa l'attacco. Attenzione. E intanto fa una brutta fine. Incredibile. Resiste ancora un altro attacco. Incredibile. Incredibile. Il faraone. Vogliono un patto di non aggressione contro di noi. Cioè, contro di noi. Per noi. Guarda, mi va anche bene. Vuoi 300, te li do anche, però. Io vorrei addirittura un'alleanza difensiva, ma non me la fai. Si chiedo di partecipare alla guerra contro... Chi sono questi? Questi qua nuovi? No. Contro Pergamon. Non credo che tu lo faccia, vero? No. Però patto di un'aggressione, va bene. Accettiamo. Devo stare attenti, ragazzi, perché l'Asia Minore rischia di essere persa. Guardate quante truppe hanno loro, tantissime. Appio Fundano d'Orso. Gens Iunia, morto. È morto anche un figlio. Mamma mia, ragazzi, che strage. Ricerca in costruzione. No, voglio continuare nella filosofia. Quindi un nuovo nemico. Hanno preferito non tenersi lo sbocco sul mare. Probabilmente pensano che liberando una città questi 10 possono già venirci incontro. Ora, ragazzi, è un bel problema perché noi abbiamo Sparta anche contro. Dobbiamo andare a fermare Sparta prima di fare qualsiasi cosa. E Nicomedia adesso sarà sotto attacco? No, non credo. Però se non mandiamo truppe, qui è un casino. È veramente un casino, ragazzi.
D'altronde anche lasciare Odessos mi sembra un po' una cavolata. Posso buttargli dentro la flotta, però loro ci arrivano, maledetti. L'unica è mettermi qua e fare da barriera per farli girare. Sì, per forza. Allora facciamolo. Portiamoci via da qua. Così facendo, esatto, non riusciranno sicuramente a passare per questo piccolo tratto. Portiamo via la legione nona, allora, a questo punto. Però ho paura di non farcela. Quanti... Ah no, beh, 2 turni. 2 turni, però la legione nona Rapax potrebbe andare subito a difendere Nicomedia e fare da spola. Intanto che ricostituiamo una legione, la 10ª africana. Oddio, è una scelta cruciale, ragazzi. Questa è una scelta cruciale. È una scelta cruciale perché... Allora, se noi... Io non so cosa ha Sparta. Ah, però posso andare a vederlo. Aspetta. Togliamo questo da qui. Ah, sì, da qua, aspettate, da qua. Sapevo io che dovevo lasciarlo qua. Ok. Loro riescono ad arrivare fino a qui. Wow, in un solo turno. Ok. Ok. Riescono ad arrivare fino a qui. Quindi ho 2 turni per salvare Farsalo. E Farsalo è direttamente sotto minaccia, praticamente. Sotto minaccia diretta, mettiamola così. Questi invece ci impiegano almeno 2 turni anche loro. Almeno. Io ho una difesa. Allora spostiamo questa, la nona, e andiamo verso Sparta. Verso la difesa di Farsalo. In 2 turni ce la facciamo ad arrivare. Sperando che non ci siano truppe che vengano ad Odessos. Nicomedia, vediamo cosa abbiamo. Qui abbiamo un po' di roba. Quindi ad Anteia facciamo uscire, facciamo creare delle forze a questo punto. Andiamo a utilizzare un politico. Allora, ah, questo c'ha 7 in marziale. La Madonna, potentissimo questo. 7 in marziale addirittura. Questo 4, 3, 4, 3. Allora prendiamo lui. Madonna, potentissimo. Facciamo di ripristinare la tradizione. La 10ª africana. Torna la 10ª. Allora, fatemi vedere. Queste mi sa che le statistiche più alte, esatto. Cavalleria pretoriana. In gran spolvero. Andiamo a potenziare la cavalleria. E adesso rifacciamo gli uomini. Ragazzi, cerchiamo di bilanciarlo il più possibile. Sono già arrivato al numero massimo per quanto riguarda... Va bene, dai, per quanto riguarda i miei soldi. Non bene. Non bene, per niente bene. Questi chi sono? Ah, ok, sono Pessinos, ok. Ok, fate... Allora, devo usare bene questa spia adesso, eh. Allora, Tarsus. Ok, qui ce n'è un'altra che sono... Non sono grossissimi, però, insomma. Spostiamola da qui. Il prossimo turno la farei andare in questa direzione per andare a vedere cosa stanno facendo loro. Qui siamo in una situazione più o meno di pareggio. 1-1, 1-1, più o meno. Più o meno ci pareggiamo. Intanto abbiamo fatto la torre a Side. Ok. Side è un po' più difesa. Prima che adesso spawneranno i nemici, ma fa niente. Ankara non sarebbe male da prendere, però
Una legione in meno. Ah, è vero che c'ho quella per mare, mi stavo dimenticando, ragazzi. Sì, ma ci vuole tantissimo. Portiamola su, ma poi si stanno anche ammalando. Ma che disastro, ragazzi. Qui c'è un esercito egizio che pensava di non essere visto, probabilmente, non lo so. Mandiamo loro che sono freschi. Ok, fuggono. Non ci arrivo, fa niente. No, non voglio consumare la cavalleria. Entriamo qua dentro città, a Gerusalemme, e stiamo qui. Cerchiamo di... Niente, torniamo indietro, siamo isolati, con questa legione qui, non posso neanche difendermi, bene. Bene, bene, bene. Qui c'è una legione in più, nel caso. Guarda il faraone che rimane, nonostante gli attacchi di Kusha, non vedo l'ora di farlo fuori. Quasi quasi vado io a farlo fuori. Missione? Ma sì, dai, facciamogli fare questa esperienza. Servio Aquilino prende il mare per andare a cacciare, a far fuori il faraone. E una volta per tutte verrà fatto il regolamento di conti. E poi c'è anche la loro flotta in giro, da qualche parte. Qui c'è la flotta dei Rodi. Ah, bene. Bene, qui qualcosa ha fatto il nostro alleato. Vado a scendere in campo un po' di truppe. Fatemi vedere dov'è la flotta egizia. Non la vedo, ragazzi. Non la vedo. Non la vedo. Porca miseria, quelli erano tanti uomini, Erano tanti uomini. Chissà adesso dove sarà. Adesso mi sbuca su queste coste. Madonna, ragazzi. Va bene, dai, situazione complicata. Cercheremo di gestirla al meglio, ragazzi. Al meglio. Alleanza negoziata. Ok. Niente di buono, insomma, sulle coste orientali. Vedremo dove andremo. Con l'arrivo di questa legione potrebbe cambiare un po' la situazione. Potremmo spingerci fino ad Ankyra. Però, non lo so. Vedremo, ragazzi. Grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo a una prossima puntata, speriamo migliore di questa. Che disastro.